Una stretta di mano davanti al municipio e poi via ognuno per la propria strada a cercare nuovi sostegni per la volata finale. Già, perché a Vittorio Veneto il ballottaggio dell'8 giugno sarà una battaglia all'ultimo voto. Sono infatti appena 573 i consensi che dividono Gian Antonio D'Arè dallo sfidante Roberto Tonon. 38,93% delle preferenze per il sindaco uscente, 35,16% per lo sfidante, poco meno di 4 punti che faranno la differenza, e così i due candidati si preparano ad altri 12 intensi giorni di campagna elettorale. Incontreremo ancora i cittadini, caffè col candidato, gli incontri nelle varie parti della città, aperti ovviamente al contributo di tutti quelli che non hanno voluto votare D'Arè al primo turno. La battaglia sarà l'ultimo voto e quindi giustamente bisogna veramente convincere magari chi non ha dato il voto, chi magari il voto non te lo ha dato. Entrambi i candidati confidano nell'appoggio dei big dei rispettivi partiti. Tonon annuncia una sorpresa, forse l'arrivo di Matteo Renzi a tirargli la volata. Credo che la stia già tirando all'Italia, se la tirasse anche a Vittorio, tanto di meglio. Certa la presenza dell'altro Matteo, il segretario della Lega Salvini, a sostegno di D'Arè. Sicuramente ci sarà Matteo Salvini, sicuramente ci sarà Luca Zaia, cercheremo di portare quelli che sono i big per convincere chi magari ha qualche dubbio. Ma in queste ore nella caccia al voto si comincia anche a parlare di sostegni ed apparentamenti. Al momento il nuovo centrodestra ha annunciato l'appoggio a Tonon. Informalmente credo di sì, per quanto riguarda eventuali accordi formali cominceremo questa sera i primi colloqui. Si parla con tutti, però mi pare che ormai il campo di battaglia sia ben delineato, da una parte c'è il centro-sinistra, dall'altra c'è il centro-destra.